La Marmolada sarà la prima vittima illustre, il primo ghiacciaio a estinguersi sull'arco alpino per effetto dei cambiamenti climatici in atto. Non ha tergiversato il geografo Mauro Varotto dell'Università di Padova, ospite del tour del PD regionale al cuore del Veneto, che oggi ha fatto tappa sui luoghi di Vaia e della Marmolada. La sfida ai cambiamenti climatici è entrata in una nuova fase. Non riguarda le generazioni future, non riguarda una prospettiva avanti a noi, riguarda oggi, il presente e le scelte che dobbiamo fare. Da Canale d'Agordo a Passo Fedaia per analizzare quelle questioni ambientali al centro dell'azione politica del Partito Democratico, i ghiacciai che fondono, le estati che diventano torride e infinite, la siccità. Sono fenomeni che stanno entrando nelle nostre vite, incidono sulle nostre abitudini quotidiane, mandano in crisi agricoltura e allevamento, influiscono sulla catena alimentare, afferma Martella, che invoca una crescita sostenibile. Noi sappiamo bene che la sostenibilità ambientale deve diventare un punto centrale delle nostre politiche. Le scelte che possiamo fare con il PNRR inducono verso una transizione ecologica che è fondamentale per tenere insieme crescita e un nuovo modello di sviluppo. All'iniziativa del PD nelle terre alte bellunesi hanno partecipato i candidati alle prossime politiche e il capogruppo in Consiglio regionale Giacomo Possamai.